Al popolo, 4 minuti dopo le 11 del mattino, certo, nel nuovo orario non sono più in onda dalle 13 alle 15, ma il potere al popolo fa dalle 11 a mezzogiorno, dopo avervi fatto informazione anche in rassegna stampa, ricordiamolo, dalle 7.30 alle 9.30 in questo momento storico e Sammy Varin a fare la rassegna stampa, mentre il nostro condirettore Giulio Cainarca arriva poi nel corso della mattinata. Il buongiorno si sente dal Varin, ma naturalmente anche dalla nostra controinformazione, che poi è anche la vostra, e devo ringraziare i tantissimi che hanno scritto messaggi al 340 6709 659 e poi più avanti ne leggiamo alcuni, anche perché abbiamo gli ospiti con cui confrontarci, primo dei quali arriva adesso. Qui Parlamento. È minimo, ogni giorno ci colleghiamo con il Parlamento e oggi abbiamo con noi il deputato della Lega Stefano Candiani. Buongiorno. Eccoci, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli amici ascoltatori. Allora, come va? Che giornata è questa? Leggendo i quotidiani di quest'oggi, chiaramente si parla di quelle che sono le misure prese dal governo nella manovra, ma c'è stato ieri anche l'intervento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo e soprattutto si è discusso della figura del prossimo, speriamo, commissario Fitto. Che cosa ti ha colpito in modo particolare dell'intervento di Giorgia Meloni e soprattutto come prevedi l'incarico a questo commissario Fitto? Avrebbe un'importanza particolare per noi e forse è per questo che l'opposizione già ha fatto polemica dicendo insomma che noi non abbiamo ossequiato il loro commissario Gentiloni e allora anche loro se ne vogliono fregare del nostro, la consueta polemica. Candiani. Allora, innanzitutto farei una premessa per spiegare anche un dettaglio di che cosa si tratta, perché il Consiglio europeo è uno degli organi di governo della Commissione europea, la Commissione europea, che è quella diretta dalla von der Leyen con i ministri che sono uno rappresentante per ogni Stato, e poi c'è il Consiglio europeo, che è un organismo composto da tutti i capi di governo, ovvero capi di Stato, dei paesi aderenti all'Unione Europea. Ecco, questo Consiglio europeo si riunisce appunto domani e dopodomani e dà un ordine del giorno. All'ordine del giorno ci sono tematiche che vengono stabilite di volta in volta. Nel caso specifico si parla di questioni legate alla guerra in Ucraina, alla situazione in Medio Oriente, ma anche immigrazione e anche questioni sulla concorrenza del mercato. Quindi, stando a questo ordine del giorno, che era il tema poi delle comunicazioni che doveva fare la Premier Meloni, avremmo dovuto dibattere di quello in Parlamento. Al termine delle comunicazioni che appunto fa il Presidente, ovvero il Presidente del Consiglio viene in Parlamento, dice quello che sono le linee del governo su quei temi e il Parlamento dà un mandato, quindi vota un atto con cui dà al governo delle linee da seguire per queste tematiche. In effetti invece si è parlato di tutt'altro, perché sono nate polemiche da parte dei 5 Stelle ovviamente sulla qualunque, da parte del PD in parte sulla questione immigrazione certamente, ma sulla questione Fitto e sulla questione dell'indicazione di Fitto come commissario europeo, quindi cose che esorbitano anche rispetto all'ordine del giorno. E questo dà un po' l'idea della visione molto sinistra della sinistra e del Partito Democratico rispetto alle tematiche europee, cioè quando gli interessa sono europeisti, ma a seconda ovviamente che corrisponda al loro interesse. Faccio un esempio, banalmente, hanno parlato di interesse nazionale, andando a far corrispondere l'interesse nazionale con le posizioni poi del Partito Democratico. Ovvero, brutalmente, quando è una cosa che interessa loro è interesse nazionale. Quando a portare avanti le stesse tematiche è il governo, la Lega o il centrodestra, chi sta dall'altra parte dello schieramento, diventa invece interesse di parte. E questo dà un po' l'idea, la misura di come loro vedono e di come loro, a seconda dell'occasione, considerano l'interesse del paese. Se è loro è importante, se è quello rappresentato da altri invece diventa di parte. Fitto
è in questo caso il rappresentante italiano, quello che sarà il futuro commissario, designato dal governo. Ogni governo ovviamente designa un rappresentante che è immagine della maggioranza che lo sostiene. Ci si aspetterebbe una maggioranza che in questo caso in sede europea tiene conto dell'appartenenza nazionale. Loro invece no, i sinistri fanno un altro ragionamento, dicono non è di sinistra e quindi non rappresenta l'Italia. Cioè per la serie, se è di sinistra allora è italiano, se no non è neanche italiano. Ecco, questa dà l'idea molto della polemica e della base molto banale su cui l'hanno fatta. È invece strategico e importante, noi abbiamo condiviso l'indicazione di Fitto perché è il ministro che si è occupato in questo frangente, quindi in questi 2 anni, della gestione dei fondi europei, quelli che vengono spesi dalle regioni, quelli di fondi di coesione e sviluppo, e dei fondi che sono arrivati col PNRR. Quindi la scelta del governo è stata quella di trattare per avere un vicepresidente, in questo caso con una delega specifica, quindi che possa anche agire in autonomia rispetto ad altri ministri europei, ma con una delega specifica che è quella appunto sui fondi di coesione, i fondi europei e il PNRR, per poter avere un'interlocuzione privilegiata da parte del governo italiano con la Commissione europea. Questo perché è evidente che dopo aver spinto il nostro Paese, questa è stata la scelta fatta dal PD e 5 Stelle, a assumere e prendere tutti i fondi PNRR, compresi i 180 miliardi da restituire, ora bisogna anche essere in grado di interloquire con la Commissione europea, perché ogni volta che ci vengono dati dei fondi ovviamente ci sono delle condizioni che devono essere rispettate, e se queste condizioni diventano capestro non è difficile immaginare che negli anni a venire l'Italia possa trovarsi in serie difficoltà a rispettare i vincoli sottoscritti da Conte, col Conte 2, da PD e 5 Stelle al momento in cui vennero accettati i fondi del PNRR. Ecco quindi la scelta strategica di mandarci qualcuno come Fitto che sia occupato specificatamente della gestione della partita economica PNRR e fondi europei. Avete capito, ascoltatori? L'ho fatta un po' lunga, però ci tenevo a dare questa Hai fatto complessiva. benissimo, hai fatto benissimo, un commissario per interloquire con questa Unione Europea. Abbiamo fatto battaglie incredibili, ne facciamo tutt'oggi per cambiarla, ma certamente è importantissimo interloquire con questa Unione Europea, anche se molte cose non ci piacciono. Andarci a buttare addosso la testa non serve a nulla. No, ma poi allora non funziona per niente. Il problema reale è che l'Italia si è invitata col PNRR con questa Commissione europea, con questa Unione Europea. Ecco, oggi o ci interloquisci, cioè se tu vai in banca, accendi un mutuo e poi mandi a quel paese il direttore della banca e l'amministratore delegato della banca, cioè è facile che questi vengano, ti chiudono il rubinetto e ti portano via la casa, non dico la moglie e la figlia, ma anche la macchina, insomma. È chiaro, è chiaro, è chiaro. E noi ringraziamo davvero il deputato della Lega Stefano Candiani. Stefano, restiamo in contatto, ci risentiamo. Ma certo, sentiamoci quando volete, anche più spesso, mi fa molto piacere anche darvi queste informazioni. A presto. Qui Parlamento.
Per augurare il buon mercoledì mattina ai nostri ascoltatori, quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Libertà, magari ci hanno trovato sul canale 252 scorrazzando in televisione, o magari dall'automobile hanno scoperto che hanno anche la banda DAB sulla loro autoradio. Era ora, e nella banda DAB ci sono tante radio nuove che fanno i generi più diversificati, ma c'è anche quella che parla. Già, c'è anche Radio Libertà. Mixed Emotion, Beatrice Lambertini da Bologna gioca con le imperfezioni, creando uno spazio per dare sfogo alla propria essenza. Mixed Emotion ci ha portato allo spazio del Focus Emilia Romagna. Va ora in onda Focus Emilia Romagna. Certamente avete capito, lo spazio che c'era prima tra le 13 e le 15 lo abbiamo anticipato dalle 11 a mezzogiorno, e quindi il potere al popolo diventa più territoriale. Parliamo di territorio, commentiamo il territorio, oggi con l'Emilia Romagna e con il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi. Ben ritrovato. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senti, posso partire con una buona notizia? Poi naturalmente ci sarà polemica anche su questo, però il sito del Corriere parla, e ti trasmetto anche questo filmato, che proprio in queste ore riapre la salina di Cervia, il primo raccolto di sale dopo l'alluvione della Romagna nel 2023. Eravamo rimasti tutti malissimo perché era stata praticamente distrutta la salina di Cervia, che forse qualcuno di voi avrà anche visitato. Fantastico il sale di Cervia, e io sinceramente disperavo che si potesse ricominciare la produzione. Invece vediamo nel filmato è ripartita. Emiliano, è almeno questa una buona notizia? Con un po' di ottimismo si riparte in Emilia Romagna, Emiliano. Sì, sicuramente noi siamo sempre stati una regione di grandi attività economiche, grandi imprenditori anche, agricoltori, persone che, come in tutto il nord, come in tutta la Padania, diciamo così, gente che si è sempre fatta sulle maniche, non si è mai pianta addosso anche dopo le grandi catastrofi, ma riesce sempre a ripartire grazie alle proprie grandi qualità di grandi lavoratori. Ed è proprio questo grande patrimonio che la Lega ha sempre voluto aiutare e incentivare, oltre che rappresentare nelle istituzioni, anche in opposizione in Emilia-Romagna. Purtroppo questo è stato un evento catastrofico che ha dimostrato ancora una volta la fragilità del nostro territorio e il fatto che, se vogliamo rimanere ad abitare questi territori, che sono territori sicuramente fragili, perché tra l'altro tutta la zona di Cervia c'erano le saline, quindi ci sono le saline, vuol dire che il mare è molto vicino, sono dei territori in gran parte alcune volte sotto il livello del mare, c'erano le paludi che furono bonificate prima dai Romani e poi dai Benedettini, quindi sono territori che, se noi vogliamo continuare a rendere abitabili, mantenere abitabili, devono essere infrastrutturati con delle opere idrauliche. Ed è questo che noi contestiamo alla sinistra, diciamo alla maggioranza, al PD, che tutti questi anni ha governato l'Emilia Romagna e ha potuto governarla grazie alla presenza di movimenti ambientalisti estremisti che hanno sempre fermato le infrastrutture idrauliche dicendo che non servivano. Non servono se tu vuoi delocalizzare, non servono se tu vuoi trasferire la popolazione in altre zone del mondo, non servono se vuoi cambiare il tipo di agricoltura, non servono se vuoi cambiare il tipo di industria. Ma se noi vogliamo rimanere una regione forte,
industrializzata, con un'agricoltura per forza intensiva, comunque che produce molto, dobbiamo fare delle opere idrauliche e di manutenzione del territorio, quindi grandi opere idrauliche, ma anche una manutenzione continua del territorio, dei fiumi, ma anche dei canali di bonifica. Io spesso sono in contatto anche con gli enti di bonifica, dove mi dicono che ci sono delle norme molto stringenti, per esempio nel taglio della vegetazione, no? La vegetazione ripariale si chiama quella che cresce dentro anche i canali, che sono artificiali. Non è possibile, grazie a queste norme, tagliare gli alberi. Ma cosa vuol dire che non posso tagliare gli alberi? Che non vedo neanche le tane delle nutrie e degli animali fossori, che è dimostrato ormai che hanno causato gravi danni ai rilevati arginali, agli argini, e che in caso di forti piene questi possono cedere. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci dovremmo abituare a degli eventi meteorologici estremi, ma invece che stare lì a pensare quando diminuiremo la CO2, quando il mondo diventerà buono, che noi dobbiamo fare le opere per rimanere su questo territorio, come ci avevano insegnato i nostri nonni, i nostri padri, ben prima di noi, voglio dire, che abitavano queste terre da sempre inospitali. Noi le abbiamo rese ospitali e ci abbiamo creato una delle economie più importanti d'Europa in questa pianura padana, perché quello che vale per l'Emilia vale per il Veneto, le zone della Lombardia, del Piemonte ed anche del Friuli, voglio dire, sono pianure alluvionali. Vogliamo rimanere? Bisogna fare le opere. Il rischio qual è? Che un PD a guida Schlein è un PD ancora più votato all'ambientalismo estremo. Lo abbiamo visto come i movimenti ambientalisti estremi stanno avanzando ancora. E dobbiamo mettere un freno. Questo non vuol dire che non tuteliamo l'ambiente, però noi dobbiamo capire, e le scelte politiche sono scelte politiche proprio perché noi dobbiamo capire dove vogliamo portare la nostra popolazione, la nostra economia. Vogliamo rimanere qua, bisogna fare le opere. Loro che cosa ci propongono? Ci propongono di eliminare il parmigiano reggiano o il grana padano, ci propongono di eliminare il pomodoro perché consuma troppa acqua, ci propongono di cambiare molte colture come il mais. Queste sono delle proposte che non possono essere accettate, non possono essere recepite, perché vorrebbe dire cambiare completamente il nostro modello di sviluppo. Noi non possiamo diventare, non siamo una pianura argentina, de Pampas, dove fare pascolare le pecore o grandi mandrie di bovini. Noi siamo la pianura padana, siamo un'altra cosa, abbiamo un'economia nata in maniera diversa. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare agli emiliano-romagnoli alle prossime elezioni. E poi c'è tutto il discorso che è importantissimo, che è quello che secondo me dovranno guardarci bene anche gli emiliano-romagnoli, che è quello sanitario, perché l'85-90% del bilancio regionale è sulla sanità, e tutte le volte che è vero che noi abbiamo una sanità sicuramente non paragonabile ad altre regioni d'Italia, però c'è da dire che, dato il nostro standard anche economico, si potrebbe chiedere molto di più anche nella riduzione degli sprechi. Ci sono tanti sprechi che io ho anche evidenziato, io mi occupo molto anche di energia, chi mi segue lo sa, e ho visto che in molte aziende ospedaliere esistono grandi sprechi a livello energetico che potrebbero essere recuperati, ma si parla di milioni, quindi loro poi sono sempre a chiedere soldi al governo, chiedono al governo di mettere più soldi in sanità, però poi gli sprechi effettivamente ci sono. E anche qui il gruppo regionale dei consiglieri regionali della Lega, che in questi anni era il più nutrito, è anche quello che ha lavorato tantissimo per fare emergere tutte queste problematiche, sia io che i miei colleghi, e le abbiamo fatte emergere in questi anni. Abbiamo fatto anche delle proposte per fare delle semplificazioni, ma anche diminuire i centri di spesa. Invece i centri di spesa continuano ad aumentare perché probabilmente interessano più le singole carriere dei professionisti della sanità piuttosto che la salute dei cittadini. Più volte abbiamo visto chiaramente molti esempi in cui interessava
di più la progressione di carriere, creare dei nuovi centri, diciamo, di potere, creare dei nuovi centri, delle nuove direzioni sanitarie, per dire, e tutto questo per delle progressioni di carriera, ma della salute dei cittadini, del funzionamento poi della sanità, pare non interessi a nessuno. E anche questo, diciamo, è sempre stato mascherato un po' dal fatto che ci sono tanti soldi in Emilia Romagna. Effettivamente ci sono tanti soldi, come in tutto il nord, e questo maschera un po' questi sprechi. Però noi li abbiamo messi comunque, li abbiamo comunque portati alla luce. Chiaro, E chiaro. questi sprechi, se fossero migliorati, si potrebbe fare tanto. Chiaro, chiaro. Guarda, ti ho lasciato parlare perché seguivi inconsapevolmente quello che stanno scrivendo i nostri radioascoltatori. Alla fin fine l'Emilia-Romagna è una delle regioni più ricche, amministrata da sempre dalla sinistra, e anche questa sicurezza di essere sempre rieletti ha provocato danni, gli sprechi di cui parlavi, ma anche essere ostaggio degli ambientalisti, perché tanto avevano la sicurezza di essere rieletti. Attenzione, proprio in questi minuti il grande Bersani ha dato la sveglia riguardo le regionali che ci saranno il 17 e 18 novembre in Emilia-Romagna. Già, cosa ha detto Bersani alla presentazione del libro di Marrazzo? Servirà a accendere bene i riflettori. La sicurezza porta astensione. E non soltanto quella, perché appunto se qualcuno poi si guarda in giro dice beh però cavolo, questi della Lega, questi di centrodestra è da una vita che dicono queste cose e il PD sicuro di essere rieletto non li ha mai ascoltati. Tra parentesi hanno anche litigato sull'alluvione in questo evento che è riportato in piccino picciò da Repubblica, mentre non è il caso di farlo vedere, probabilmente dicono loro. Ti do ancora un minuto giustamente per ricordare questa cosa in vista delle elezioni del 17 e 18 novembre. Certamente c'è Schlein, ma ora in Emilia-Romagna è una questione di Serra. Serra sì, Serra no. E questa sicurezza di essere rieletto del PD e della sinistra potrebbe provocare anche qualche sorpresa, diciamo, oltre all'astensione magari qualcosa di più. L'ultimo minuto per Emiliano Occhi. Sì, certamente già 5 anni fa, nel 2020, noi ci siamo andati molto vicini a vincere, e loro per vincere, per sconfiggerci, diciamo così, hanno dovuto fare una coalizione amplissima che teneva dentro centro, dal centro all'estrema sinistra, agli ambientalisti. Anche adesso hanno tirato dentro i 5 Stelle, che prima erano fuori, però adesso sembra che vogliono tenere dentro i renziani, gli ex renziani, quindi sicuramente cercano di stare dentro tutti, però perdono dei pezzi. Noi quello che chiediamo è: andate a votare, specialmente dal nostro elettorato, siate compatti, andate a votare per Elena Ugolini, date fiducia alla coalizione di centrodestra, dateci fiducia, il lavoro è stato fatto, il programma ce lo abbiamo visto come si governano le altre regioni del nord dove governiamo, abbiamo visto i centri di spesa, abbiamo visto gli sprechi, abbiamo visto questo centro di potere che si può finalmente cambiare. Quindi andate a votare, non fate prendervi dall'astensionismo, abbiate fiducia nella Lega e nella classe politica che abbiamo sempre provato a esprimere, che abbiamo espresso in questi anni nelle regioni del nord e che possiamo esprimere anche in Emilia-Romagna. Ci sarà una bella sorpresa, ne sono sicuro, il 17 e 18 novembre e ancora prima, lo sappiamo, in Liguria e in Umbria. Io ringrazio il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi e approfitto per salutare tutto il gruppo Lega in Emilia-Romagna. Buon lavoro! Ciao, a presto, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Roba buona, roba buona! Eh sì, la musica indipendente, quella di Sammy Varin, ogni mezz'ora trasmettiamo artisti sconosciuti a livello nazionale, ma veramente in gamba, come Marco Moraca, il cantautore psicologo di Pavia, che omaggia il mondo di John Lennon per costruire un mondo senza barriere. Il 30 novembre avrà un concerto all band proprio in quel di Pavia e questa era Leggero. Va ora in onda Focus Lombardia. E come vi dicevo, dalle 11 a mezzogiorno nella nuova collocazione oraria c'è puro territorio, grazie naturalmente anche a voi ascoltatori che ci state scrivendo al 340 6709 659 per interloquire con i nostri ospiti, ma vi ricordo che volendo potete entrare anche in onda, non fate complimenti, su qualunque argomento siamo sempre aperti e disponibili a rispondere, se sappiamo rispondere, allo 029294 7222. Lui sicuramente sa rispondere. Sto parlando del consigliere regionale della Lega, storico, Emanuele Monti. Ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti, grazie. Ci proviamo a rispondere, vediamo, dai, interrogateci che ci siamo. Assolutamente, e in tantissimi ti hanno interrogato a Pontida, ricordiamo, tu hai fatto 9 anni sul palco di Pontida, il grande evento annuale della Lega, come consigliere regionale. Quest'anno, per la prima volta, Emanuele Monti, sei stato a Pontida anche da responsabile del Dipartimento Sanità. Che cosa significa, in che cosa consiste questa tua missione? Ma ricordiamo anche che il 22 novembre ci saranno gli stati generali della sanità, ma è importante come adesso sapere dove si sta sbagliando, dove si può fare meglio. Abbiamo visto anche che dalla legge di bilancio 2025 sono arrivate buone notizie per la sanità pubblica, almeno su questo la sinistra forse non avrà niente da dire, aspetta e spera. Emanuele Monti. Lo abbiamo perduto, essendo in automobile, ecco, qualcosa che sicuramente i cittadini vorrebbero migliorare, il rapporto con il telefono, con il campo telefonico, perché adesso stiamo mettendo tutti quanti la fibra, fibriamo, no? Però poi quando effettivamente uno si sposta in macchina, a volte cade la linea come nulla fosse. E noi siamo pronti a richiamare tranquillamente, assolutamente sì, anche perché, insomma, Emanuele Monti davvero ha fatto una bellissima ospitata in quel di Pontida, lo avevamo proprio a pochi metri dallo stand di Radio Libertà, quindi siamo stati in contatto e tanta gente lo ha avvicinato per portare quelle che sono le argomentazioni, le esigenze del territorio e questo significa, lo sapete, prima di tutto il problema liste d'attesa. La Lombardia ci sta lavorando alla stragrande, si cerca di fare miracoli, ma certo non è per niente facile. Lo abbiamo ritrovato, certo, lo abbiamo di nuovo. Emanuele Monti, eccoti. Eccoci, sì, scusate, poi qualche amico del PD che ci ha fatto cadere la linea. Di sicuro. Senti, non so se ti sei perso qualche pezzo, dicevo di Pontida, No, ho seguito. La tua presenza a Pontida in questa nuova veste. Assolutamente, sì, Pontida, anzi grazie ai tanti militanti amministratori, consiglieri regionali e parlamentari che sono passati per la prima volta un gazebo dedicato al Dipartimento Sanità della Lega a livello federale. Questo è un riscontro molto importante, sono passate veramente centinaia di persone. Abbiamo aperto un sondaggio per chiedere al popolo della Lega, soprattutto di Pontida, quale sanità migliore possiamo costruire in Italia, e devo dire che tra le tante cose che ci sono state risposte, abbiamo recuperato in un sondaggio poi fatto anche online centinaia di risposte, tra tutte si chiedono più risorse per la sanità, e devo dire che ieri nella manovra finanziaria, grazie alla Lega, grazie a Giancarlo Giorgetti, abbiamo portato 3 miliardi e mezzo di euro in più alla sanità pubblica italiana,
andando a finanziarli tramite una tassazione alle banche che hanno fatto profitti, hanno sicuramente portato incassato tante risorse e che quindi giustamente devono contribuire. Ecco, direi che a differenza, ve lo ricordate Renzi, no? Le mani le metteva nel portafoglio degli italiani, non certo dei banchieri, soprattutto se banchieri stranieri. Signori, meditate, gente, meditate. Intanto arrivano WhatsApp al 340-6709-659. Già ti scrivono per salutarti. Ti ho visto a Pontino, abbiamo incrociato. Certo, Emanuele Monti poi non passa inosservato Emanuele Monti, perché è un rappresentante storico della Lega nei territori, uno di quelli che cerca sempre di esserci per capire davvero dove stiamo lavorando bene e dove si può lavorare meglio. Senti, inutile dirti, sul fronte sanità le liste d'attesa sono quelle sempre che preoccupano maggiormente i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo. Cosa si può fare? Cos'altro si può fare? Sto leggendo, uscita adesso la notizia, stop ai test per l'accesso a medicina, presentato il nuovo sistema che il governo punta a far partire dal prossimo anno. Questa proposta è stata presentata in Senato, un nuovo meccanismo che il governo vuole introdurre già dall'anno accademico 2025-2026. Niente più test, ma un semestre libero al termine del quale si forma una graduatoria nazionale. I posti aumenteranno da 20 a 25.000. Cosa si sta facendo su questo fronte, sul fronte liste d'attesa? La Lombardia chiaramente tra le regioni più attive, ma le problematiche ci sono sempre. Sì, sicuramente noi ereditiamo 10 anni di tagli alla sanità, giusto per contabilizzarli 37 miliardi di euro di tagli lineari alla sanità fatti dalla sinistra nel nostro paese. Poi mi fa ridere la Schlein che viene a voler dare lezioni, insegnare, spiegare. Vabbè, credo lei che è mezza cittadina svizzera, forse non ha ben chiaro quello che è successo nel nostro paese negli ultimi anni, governato da loro. Noi le risorse le stiamo mettendo, l'ho ricordato prima, nell'ultima manovra confermiamo altre 3 miliardi e mezzo sulla sanità finanziati dalle banche, amici del PD non certo nostri. Dopodiché si sta lavorando per avere più medici e infermieri. Noi abbiamo necessità di avere più personale, le liste di attesa aumentano anche perché manca e scarseggia il personale, lo si trova solo nelle strutture private. Allora bisogna riassumere nel pubblico, bisogna però formarli, perché i medici e infermieri sono pochi e quindi pochi che ci sono preferiscono avere stipendi più alti e lavorare privatamente che poi offrire un servizio pubblico. Ecco, per questo serve formarli, da lì la proposta della Lega di abolire il numero chiuso all'Università di Medicina, una follia, sistema alla francese, tu entri, inizi a fare l'università, poi se sei non a livello e quindi non riesci a mantenere il tuo giusto percorso di esami, cambi mestiere. Però non è che ti precludo l'accesso all'Università di Medicina, blocco tutto. Poi sai, a pensare male ci vuole un attimo, Sammy. Magari è lo stesso mondo che, come da un lato agevolava le banche, dall'altro cercava di agevolare una certa sanità privata. Poi nei comizi viva il pubblico, viva e viva, e poi però fai le leggi che vanno a fare l'opposto contrario. Pensare male ci mettiamo un secondo. Certamente un governo guidato dal centrodestra e con la Lega che propone, dà suggerimenti, questo non a caso era proprio un elemento del nostro programma elettorale, oggi lo stiamo realizzando nonostante, guarda caso, chi si scaglia contro questa questione dell'ampliamento del numero chiuso all'università sono proprio i grandi baroni universitari, i grandi professoroni, certo non elettori della Lega, anzi direi non elettori del centrodestra. Decisamente. Ancora una manciata di minuti con il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, presidente nona commissione sostenibilità sociale, casa e famiglia. A proposito di casa, certo, Luigi ti propone una battuta sul personaggio
Ilaria Salis, di cui si è discusso molto quest'estate, soprattutto perché era in vacanza e aspettavamo che tornasse. Quando è tornata, cavolo, meglio che restava in vacanza. Sulla sua pagina Facebook, quella di Ilaria Salis, scrive: mai più case senza gente, mai più gente senza casa. Sapete, cari ascoltatori, che Ilaria Salis è stata votata ed è diventata europarlamentare della sinistra ed è intervenuta l'altro giorno a Strasburgo sul tema dell'abitare, avanzando 3 proposte: un nuovo piano di edilizia popolare pubblica, efficiente ed inclusivo, blocco degli sfratti e regolarizzazione degli occupanti di alloggi ERP lasciati vuoti dagli enti gestori, regolamentazione dei prezzi degli affitti nel mercato privato più erogazione di un bonus affitto. Ecco, Monti, che personaggio è Ilaria Salis, ma soprattutto può essere pericolosa? Perché la sensazione che ho io è che lei, nella sua esagerazione, sai, un po' quando noi chiedevamo la secessione come Lega, chiedevamo la secessione perché eravamo incazzati neri con questo Stato e pensavamo che non ci fossero altre vie di scampo. Poi abbiamo capito che era un progetto politico irrealizzabile, purtroppo per qualcuno, e abbiamo puntato sul federalismo, sull'autonomia. Ora, questa Ilaria Salis non è che lei la spara grossa e subito dopo di lei c'è il Partito Democratico che aggiusta la situazione dicendo no, noi non occupiamo le case, però e mettono sul tavolo un problema che evidentemente magari esiste. Emanuele Monti. Pensare che c'è chi ha votato un personaggio che dice che occupare è bene, occupare è bello, occupare è giusto. Oltretutto ricordo all'onorevole Salis, perché a me mi tocca chiamarla onorevole Salis, che deve ancora 94.000 euro a Regione Lombardia, perché lei in un alloggio popolare c'era ma non l'ha mai pagato. Quindi ecco, adesso che lo stipendio ce l'ha, noi abbiamo anche chiesto in Consiglio regionale di andare a trattenerli in busta paga, di una busta paga bella pesante del Parlamento europeo, i soldi per ripagare i debiti ai lombardi che ha con le case popolari dell'Aler. Dopodiché l'occupazione oggi è già in atto, al di là dei 3.000 alloggi occupati che abbiamo veramente da Roma e non solo, e questo lo dico a favore di cronaca, no? Perché poi se guardiamo la graduatoria di chi occupa, il primo posto sono di cittadinanza rumena. Dopodiché noi abbiamo anche una marea di persone che stanno negli alloggi popolari pagando un canone che non è un canone, no? Perché si parla di 20-30 euro al mese, è più l'IMU che paghiamo, perché paghiamo l'IMU poi ai comuni, ad esempio al comune di Milano, noi li paghiamo l'IMU a Sala, un IMU più basso di quanto incassiamo negli alloggi popolari. Va bene, è giusto dare alloggi pubblici, è una questione di carattere sociale. Poi dopodiché quando noi nelle nuove assegnazioni diamo al 70% alloggi a persone che sono non nate in Italia, ci sono arrivate in Italia, allora ci dobbiamo porre anche un tema: quanto possiamo andare avanti così? Quanto possiamo, con i soldi degli italiani che fanno fatica ad andare a fine mese, che fanno fatica a banalmente fare un esame diagnostico perché hanno le liste di attesa e si devono rivolgere al privato, allora è giusto anche garantire tutto questo. Allora una Salis forse non ha in mente bene come funziona il mondo, non funziona l'economia, non possiamo mantenere tutti e tutto. Certamente noi stiamo lavorando per garantire una casa a chi ci protegge e ci tutela. Ad esempio proprio oggi è uscito un bando dell'Aler di Milano per destinare 70 alloggi a personale delle forze dell'ordine, perché abbiamo deciso di dedicare alloggi della residenzialità pubblica Aler e sociale lombarda a forze dell'ordine, medici, infermieri, a un comparto che va tutelato, ma perché tutela poi noi italiani. Allora se vogliamo avere poi poliziotti per strada, se vogliamo avere infermieri in corsia, allora in alcune zone del nostro paese, Milano ne è un esempio, dobbiamo anche dargli una casa a un prezzo calmierato, perché sennò quell'infermiere
va a lavorare altrove, quell'insegnante va a insegnare altrove a parità di stipendio. Ti ricordi, Sammy, quando parlavamo delle gabbie salariali? E vabbè, poi la Corte Costituzionale dice che è razzista, no? Dire che a Milano il costo della vita è più alto e quindi deve avere uno stipendio più alto per fare l'insegnante, l'infermiero, il poliziotto. Ecco, noi stiamo cercando in Regione Lombardia, senza discriminare nessuno, ma favorendo un'occupazione qua al fine di garantire i servizi qua ai nostri cittadini lombardi, almeno di avere un alloggio a un prezzo calmierato. Mi aspetto già qualche taro, qualche tribunale che ci dica, come ti ricordi Sammy, lo avevamo fatto con Roberto Maroni, priorità nell'assegnazione delle case popolari ai lombardi, poi tutti gli altri. Ce l'hanno impugnato e non ci hanno dato in me ragione. Ecco, sono sicuro che uscirà qualche tribunale e addirittura impugnarci anche questo, cioè il fatto di dare qualche alloggio a poliziotti, insegnanti, infermieri lombardi. Signori, Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega. Un grande piacere averti avuto con noi, Emanuele. Ci sentiamo di sicuro nelle prossime settimane. Quando volete ci siamo. Viva la Lombardia, viva Sammy e viva Radio Libertà. Ciao a tutti. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ragazzi, quanti applausi per Emanuele Monti. Beh, insomma, è anche uno storico, Cesarino Monti, Emanuele Monti, ricordate. Ancora il buongiorno chi ha acceso in questo momento Radio Libertà, tranquilli, 10 minuti con Sammy Varin, poi arriva il Magna Magna, una volta alla settimana lo facciamo perché non si può perdere una trasmissione che si chiama È tutto un Magna Magna. Molti di voi hanno a casa anche l'orologio di Radio Libertà che abbiamo distribuito a Pontida con scritto È tutto Magna Magna, ragazzi miei. E invece polemizziamo, certo, come ho polemizzato oggi in apertura di rassegna stampa, perché anche oggi su quasi nessun quotidiano si parla del G7 su inclusione e disabilità. Facci vedere la locandina, guarda un po'. Per la prima volta in Italia il G7 su inclusione e disabilità, nessuno ne parla. E perché non ha fatto il Gay Pride il ministro Locatelli? Doveva fare un bel gigantesco Gay Pride in Umbria, allora sì che se ne parlava, perché è moda, perché è diverso. Invece i soliti disabili in carrozzina, o che ci vedono poco, o che sono ciechi del tutto. Oh, che stufita! Guarda che è una roba grave sta cosa, a mio parere. Chi fa il giornalista dovrebbe vergognarsi che oggi non si parli sui quotidiani del G7. Non ci sono 7 persone o 7 politici italiani, ma da tutto il mondo sono arrivati ad Assisi e ai giornalisti non frega niente. Speriamo nella giornata di domani. Io ci sono anche domani a fare rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30. Così come dopodomani invece ci sarà Roberto Vannacci. Dopodomani è venerdì, sì, il 18 alle 15. Una coppiata che non ti aspetti, però io lo pubblicizzo, signori, perché c'è Roberto Vannacci che è europarlamentare della Lega, ma insieme a chi? Insieme a lui. A Marco Rizzo, signori, comunista Marco Rizzo con Roberto Vannacci il 18 ottobre, dopodomani alle 15 al Teatro Rossini di Roma per parlare di diversamente europei. E io da un po' di tempo che dico che questo Rizzo la pensa un po' come noi, non su tutto, of course, ma su molti argomenti la pensa come noi. Qualcuno potrebbe dire sì, sulla gnocca, non scherzare, è stata una battuta. Il 6° congresso nazionale Meritocrazia Italia. A questo congresso, dopodomani, venerdì alle 15, partecipa Roberto Vannacci con Marco Rizzo, Teatro Rossini di Roma, se per caso passate in zona, e non si sa mai. Tra gli eventi targati Lega sul territorio, certamente, e tra l'informazione targata Lega sul territorio, si ricorda che oggi ci sarà il voto finale
sull'utero in affitto reato universale. Speriamo al Senato approviamo una legge di civiltà, speriamo di farcela. La solidarietà al vice premier Matteo Salvini per il processo Open Arms, sempre ha dichiarato Giorgia Meloni. E poi nuovamente Roberto Vannacci, che in questi giorni è in Liguria per la campagna elettorale, vota Bucci, parlando di spaccio, denunce per droga, Spezia prima in Italia, la Spezia è prima per le denunce per droga, e Vannacci dice proteggiamo i nostri figli. Certamente non votando Orlando proteggete i vostri figli dalla droga, anzi. Arrivi nel Mediterraneo centrale calati del 64%, i dati Frontex diffusi dal quotidiano Il Giornale. E poi ancora, signori, La Stampa, che con Annalisa Cuzzocrea diffonde questa bella frase: c'è qualcosa di disturbante nelle immagini del centro di trattenimento per persone migranti in Albania, qualcosa che dovrebbe spaventarci tutti per il grado di manutenzione della disumanità al quale stiamo arrivando, signori. Manutenzione della disumanità. Se capite cosa vuol dire, fatemelo sapere. Intanto sono arrivati e sono scesi, signori, come in un film, i primi 16 migranti dalla barca diretti in questo hotspot in Albania. E no, quello stanno facendo tutti la telecronaca, ora li intervisteranno uno per uno, ma lei vorrebbe fare il grande fratello, e vedrai. Venerdì 18 ottobre, altro appuntamento da non scordare, signori, venerdì 18 ottobre, ore 18, Biblioteca Civica di Biella. Come le elezioni americane possono creare ricadute sulla nostra attività quotidiana. Interessante. Questo venerdì, ore 18, Biblioteca Civica di Biella con ingresso libero. Si presenterà il libro La visione di Trump. Poi, naturalmente, noi stiamo con Matteo Salvini, e per chi può, il 18 ottobre è un appuntamento importante a Palermo. Ore 10, Piazza Politeama, a sostegno di Matteo Salvini. Ci saranno senatori, deputati, i generali della Lega, ma anche gente comune, certamente, per protestare. Perché? Perché Matteo Salvini si decide che cosa sarà di lui nelle prossime ore. 18 ottobre, ore 10, Piazza Politeama, in quel di Palermo. Tassare gli extra profitti delle banche, sei d'accordo? Ricordiamolo, il 70% degli italiani erano favorevoli, e in effetti le banche sono state tassate, anche se non, bisogna dirlo, sugli extra profitti, perché c'è Tajani adesso che lo sta dicendo a tutti quanti, e a tutti quanti sappiatelo, mica che si pensi, si sono messi d'accordo, un anticipo certo delle tasse, e voilà, arrivano i soldi per la sanità, ma non sono extra profitti. Altro appuntamento per i 2 anni di governo Meloni, signori, sabato 26 ottobre alle 10, Milano, Auditorium Gaber, Piazza Duca d'Aosta, un incontro a porte aperte organizzato dalla coalizione di centrodestra per parlare dei risultati di 2 anni di governo. Ancora, dov'è? Eccolo qua, Vannacci questa sera in Liguria alle 20:30 a Sarzana, Hotel Santa Caterina, Sala Leonardo, per un'Europa diversa, la Liguria protagonista, se votate Bucci naturalmente. L'ospite d'onore, l'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, ma arriva anche la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, questa sera ore 20:30 a Sarzana, e qui c'è Sammy Varin che se ne va. Certo, me ne vado, ma solo per 5 minuti, e cavolo, ringrazio Francesco e Davide in regia, ma tanto ritorniamo tra 10 minuti con È tutto magna magna. Avete ascoltato Potere al Popolo. Yes, I'm standing alone
without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying it, I pray for someone I really could care for. And then there's only I feel before me, the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please to me. And when I looked at the moon, I turned it to gold no more. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And then there's only I feel before me, the only one my heart will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned it to blue moon. Now I am no longer alone, without a dream in my heart.